Buongiorno e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 27 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 19:58. La luna si leva alle 14:12 e cala alle 3:46. Oggi si celebra Santa Zita, padrona delle collaboratrici domestiche e delle casalinghe. Il nome Zita ha origini persiane e significa ragazza o vergine. Una curiosità linguistica: proprio da questo nome, attraverso il toscano antico, deriverebbe il termine italiano zitella. Oggi è un giorno speciale per tutti gli artisti e i sognatori. Il 27 aprile celebriamo la Giornata Mondiale del Disegno. Nata per riconoscere il potere del segno grafico come linguaggio universale che supera ogni barriera, questa giornata ci invita a prendere in mano matite, penne e pennelli per dare una forma visibile alla nostra creatività. Riccardo Iacona festeggia oggi 69 anni. Storico giornalista d'inchiesta assegnato alla televisione italiana con i suoi reportage crudi e necessari. Autore e voluto di Presa diretta su Rai 3, Iacona continua ad essere un punto di riferimento per chi cerca un'informazione approfondita e libera da condizionamenti. Vittorio Cerchigori compie oggi 84 anni. Figlio d'arte e produttore di film che hanno segnato il cinema italiano, vincendo anche 3 Oscar, la sua vita è stata un'altalena tra grandi successi imprenditoriali e sportivi come la presidenza della Fiorentina e vicende giudiziarie complesse che hanno segnato la sua storia recente. Graziano Delrio festeggia oggi 66 anni. Medico e politico, è stata una figura chiave nei governi Renzi e Gentiloni, ricoprendo incarichi di prestigio come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno per il dialogo istituzionale e le autonomie locali. Il 27 aprile 1900 nasceva Walter Lenz. Se il nome non vi dice subito molto, la sua risata vi illuminerà. È lui il papà di Woody Woodpecker, noto in Italia come Picchiarello. Con la sua cresta rossa e il carattere impertinente, questo uccellino ha scalato le classifiche della popolarità, diventando una delle icone immortali dell'animazione mondiale. Perché Marte è rosso? Il suo colore così distintivo, che ha ispirato poeti e scienziati, è dovuto alla massiccia presenza di ossido di ferro sulla sua superficie. In poche parole, Marte è un pianeta ricoperto di ruggine, il che gli conferisce quell'aspetto desertico e affascinante che vediamo al telescopio. Facciamo un salto al 27 aprile 1667. È un giorno amaro per la letteratura. Il poeta John Milton, ormai cieco e in rovina, fu costretto a vendere i diritti del suo capolavoro. Paradiso perduto per la misera somma di 10 sterline. Un prezzo irrisorio per un poema epico monumentale che avrebbe influenzato la cultura occidentale per i secoli a venire. Perché diciamo è un altro paio di maniche? Nel Medioevo le maniche degli abiti erano spesso staccabili. Nobili e cavalieri le cambiavano frequentemente per igiene o per rinnovare il look senza lavare l'intero vestito. Un'operazione complicatissima all'epoca. Poiché le maniche potevano essere di tessuti e colori totalmente diversi dal resto dell'abito, l'espressione è rimasta per indicare qualcosa che non ha nulla a che fare con il discorso precedente. Oggi ricordiamo i fratelli reali bavaresi. Ottone di Baviera e il fratello maggiore Ludovico II, il celebre Re Cigno. Entrambi furono dichiarati incapaci di intendere e di volere, finendo per perdere il trono. Mentre Ludovico morì in circostanze misteriose nel lago di Starnberg, Ottone visse un'esistenza ombrosa e ritirata fino al 1916, diventando il simbolo di una dinastia tanto splendida quanto tragicamente segnata dalla fragilità mentale. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti potuto essere. Iniziamo questa nuova settimana con la spinta giusta. Non rinunciate ai vostri sogni, cercate di ritagliarvi un momento di vita lenta anche tra gli impegni del lunedì. Buona giornata, buon inizio settimana dalla vostra Jaire. A domani.